Antonio Liotta, parliamo di questa iniziativa, un consuntivo oggi, ultimo giorno dell'anno, per fare un po' il punto della situazione editoriale di Medinova, una casa editrice di Agrigento, di Favara, che cresce giorno dopo giorno. Abbiamo visto tante pubblicazioni, segno di un lavoro che continua e che sicuramente continuerà anche nel futuro. Medinova chiude il bilancio del 2022 con 130 libri pubblicati e in programma stasera c'è la presentazione anche del 2023. Importanti iniziative, la prima che mi piace comunicare è che il 21 gennaio sarà aperta la sede di Medinova a Palermo e questo è un evento, sarà un evento molto importante perché stare al centro della capitale siciliana è significativo per tutto ciò che può esserci per le finalità della Medinova, che guarda al Mediterraneo, non guarda solo al nostro piccolo territorio. Altra cosa importante, è raggiunto un accordo con il parco archeologico per la pubblicazione, con un contributo che metterà il parco archeologico, la pubblicazione di tutta la produzione letteraria di Settimio Biondi, il storico agrigentino, e faremo la pubblicazione di 4 titoli ogni anno per almeno 5 anni. Questa è una cosa veramente importante che porterà il livello culturale, diciamo, in maniera elevata. In più accelereremo la pubblicazione dei libri di Antonio Russello, che è l'altra operazione culturale che porta avanti la Medinova. Qui ci sono riuniti stasera anche molti degli autori Medinova, quindi diventa una festa per dare un saluto al 2022, ma per proiettarci nel futuro. Beniamino Biondi, tra gli autori della Medinova, una produzione che cresce anche quella sua personale. Sì, la Medinova, che oramai da molti anni nel panorama agrigentino è l'unica vera realtà editoriale con una presenza importante nel panorama librario nazionale ed internazionale, grazie anche alle collane di poesia straniera e ad alcune operazioni ardite come la riscoperta di tutte le opere del favarese Antonio Russello, scrittore dimenticato ma tra i più importanti del panorama neorealistico italiano. Sull'onda proprio di questo successo, Antonio Liotta sempre di più ha proseguito nel suo lavoro, dando fondatezza ad un insieme di autori, molti dei quali di Agrigento e dell'Interland, che stanno assumendo sempre più i connotati di rilievo nel panorama siciliano. Oggi vuole essere un'occasione di incontro di molti di questi autori con la stampa e con la città di Agrigento, per uno scambio di auguri, ovviamente in prossimità dell'anno nuovo, ma anche per poter raccontare i progetti del 2023, progetti altrettanto importanti perché sempre di più l'attività editoriale si farà serrata e con attitudini culturalmente ancora più nobili ed elevate. Il ringraziamento soprattutto al dottor Antonio Liotta, che è davvero un mecenate, che ha rischiato molto con la fondazione di questa casa editrice, attività davvero difficilissima, ma è riuscito a ritagliarsi uno spazio, un segmento di libertà e di autonomia a cui davvero tutta la città di Agrigento deve essere grata. A questa manifestazione è presente anche Salvatore Indelicato con l'ultima fatica editoriale, Ora che sei qui, ma non è la prima. Ecco, parliamo di questo evento, questa collaborazione con Medinova. Allora, la collaborazione con Medinova risale a molto tempo fa, quando pubblicai il secondo romanzo, Solo per amore. Antonio Liotta lo visionò il manoscritto, gli piacque e lo volle pubblicare. Solo per amore, come Ora che sei qui, fa parte di una trilogia di libri dedicati alla figura di Giovanni Russo Archeoli, che oltre a essere stato un grande attore e poeta è stato anche mio nonno. Io ho voluto rendergli omaggio dedicandogli questa trilogia di romanzi, quindi Fossi nato là, Solo per amore e Ora che sei qui, che chiude appunto la trilogia, raccontando 3 momenti diversi della sua vita.
Sono tre momenti particolari. Il primo, fossi nato là, racconta la storia sua, che era quella di un trovatello, quindi tutta la vicissitudine dell'abbandono, eccetera. Solo per amore invece racconta la sua ricerca verso la madre naturale, e quindi attraverserà anche un periodo di crisi, un periodo di elaborazione interna che è descritta anche nel libro. Mentre Ora che sei qui, l'ultimo nato, racconta la storia forse più bella, secondo me, perché lui, uomo già sposato, padre di due bambine, viene chiamato in guerra. La guerra lo porta a Gradisca di Sonzo, lì viene ferito mortalmente, gravemente soprattutto. Mia nonna decide di partire per Gradisca di Sonzo da Agrigento con la speranza di ritrovarlo vivo o in ogni caso di riportarlo a casa morto, quindi di non abbandonarlo. E quindi racconto tutto questo viaggio da Agrigento verso Gradisca di Sonzo in pieno 43, quindi in piena guerra.